Stavano in un faccia a faccia con la ministra dell'Università Anna Maria Bernini o con l'assessora regionale alla scuola Elena Donazzan, ma l'incontro non c'è stato. Gli universitari di Udu e Rete Studenti nella giornata del diritto allo studio sono rimasti in presidio mentre era in corso a Padova il convegno organizzato dall'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario ed ESU. E oggi ci aspettavamo di poter avere anche un minimo confronto per quanto riguarda il tema delle borse di studio. Sono in realtà dati aggiornati alle seconde assegnazioni, sono più di 5.000 gli studenti in tutto il Veneto che non hanno una borsa di studio, sono migliaia in tutta Italia perché altre regioni sono in questa situazione. Per cui ci aspettavamo in una giornata che appunto è la giornata nazionale del diritto allo studio, che sceglie Padova, quasi ironicamente verrebbe da dire come sede principale per parlare a livello nazionale di questo, un confronto, una parola, un'attenzione. Invece per l'ennesima volta abbiamo visto una ministra Bernini che non si presenta. Alla fine l'intervento del ministro non c'è stato nemmeno in collegamento. In Veneto sono oltre 5.000 gli universitari idonei a ricevere una borsa di studio ma non beneficiari per la mancanza di fondi regionali. Gli studenti oggi si sono presentati con le maschere anche di Luca Zaia ed Elena Donazzana verso cui puntano il dito. Quando si parla di diritto allo studio ci sono le borse, ci sono le mense e ci sono gli alloggi. Eppure non si è parlato di questo, le istituzioni non c'erano, oserei dire, e mi dispiace anche denotarlo come sempre. A megafono le storie di studenti lavoratori alle prese non solo con le tasse ma anche con affitti sempre più cari e la carenza di alloggi. Non può essere un privilegio studiare senza dover lavorare, eppure il reddito medio di una famiglia in Italia è di 2.800 euro al mese a fronte di una vita da fuori sede che costa circa 1.500 euro al mese, denunciano gli studenti. In questi ultimi 2 anni sono scoppiati veramente tantissimi problemi per gli studentesse e studenti dell'università, dalla mancanza di borse di studio alla difficoltà di trovare casa, sia in un caro affitti per quanto riguarda i privati che in una mancanza effettivamente di residenzialità pubblica, e in questo Regione e Ministero sono responsabili.